Diego Asproni, anche lui non ha bisogno di presentazioni e penso neanche per le posizioni rispetto all'ambiente o agli attentati sull'ambiente. Grazie. Io ringrazio il soscandidato Vincent Raccomo che la conclusione che abbiamo usato anche per questa assemblea abbiamo tutti imparato cose nuove, cose importanti. Le persone dei no che chi è rinata dal corso e chi è venuto a svoltare all'arco. Le cose denari sono tante, però io non ho posto una parte e do il suo contributo mio. All'improvviso rischiamo che abbiamo un bene. La vita di visti, per un e un rosso, hanno un bene. L'un'arata, la relazione tecnico-descrittiva generale, a pagina 15. Il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto è un vero e proprio giacimento energetico rinnovabile e non inquinante. I interventi miei a parlare le cose che sono state spurgianate, però tenete pazienza, io ve l'avevo scritto prima. Per il parco eolico Domoretta si prevede una produzione annua di circa 137.257 megawattora anno. Su vento, siamo facendo di vento. Su vento, per noi, è su chieste prossime dello scopo su petrolio, o su gas, o altre risorse, energia. La società Siemens Gamesa ha presentato un progetto, ma questi studenti dei NOC, dove sei tu, quando è andato Antonio Cazzetta, a ponere il sonometro in punta Domoresta e in Sacrapa, e studiarne proprio in mano, dal giudizio duoso all'inizio sul giudizio stesso. La velocità del suo vento, metri al secondo. Il vento della Domoresta e del Sacrapa muove 3 turbine, 137.257 megawattora anno. La tariffa incentivante è di 127 euro per 12 megawatt. A Sanno sono una resa di 7-8 milioni di euro. Bindi, non vedo tanto in aria. Però intanto le ENES scartas hanno cercato il temat scritto prosamitas. Canto non di a toccare a Pizzi, a Orune, a Rudusò, che questa ricchezza è sul vento nostro. Noi, sicuramente i giornalisti, hanno già esperienza della società eolica in questo ultimo decennio messi. Si sbagliano le nazioni in Umbria. La società eolica non schircano a unos. Quanto ti danno a te? 200 euro su mese per 20 anni. A me 26 euro, tutto pari però, lo so che è il A me 20 che mi missa, a Sapero 28 missa. Non va niente di noi schippetti di corrente del Badas pro 30 anni, pro sempre, pro solfizio, pro sonnepotes. Che lì non spacco soldi, ho diretto. Non pensavo a sucrarsi. Che canno chi si sperda sul mondo dai no capaco tempus. Che canno chi non appena sul progetto possa sterra nostra, procrasa. Che canno chi non appena sul progetto possa essere nostra, procrasa. Ma se no sul progetto possa essere nostra, saida nostra sono scontato. Canto non vi a toccare a Bizzi, a Orune, a Godosò, di questa ricchezza, del suo vento nostro. Intenare questa scarta del suo progetto Parco Eolico Domoretta. Sempre nella relazione tecnico-descrittiva generale del suo progetto. Paragrafo 4. Analisi possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento. A pagina BINDIC del suo progetto. Questo è su Chinara. 14 persone impiegate per 6 mesi nei lavori di progettazione, 28 addetti nella realizzazione del parco per 2 anni circa,
12 unità per la gestione dell'impianto per 20 anni. Questo è su Chinara, poi tocca anche si sconti. A pagina Bindi, così è scritto: benefici economici prevedibili per i paesi di Bitti, Orunne, Onani, Lula e Budusò. Secondo capoverso: la presenza di un parco eolico di queste dimensioni comporta per i comuni introiti monetari che possono essere utilizzati dalle amministrazioni per promuovere e realizzare opere di pubblica utilità necessarie in un contesto sociale in forte difficoltà economica. Certo che gli schifи, ma la sorte, che siamo in difficoltà e chi perdiamo il sempre non sanno la sardina, non solo Berizzi. A pagina 6, effetti sul turismo e sulle attività ricreative. Così è scritto nel progetto. Altra possibilità occupazionale per l'area in cui è realizzato il parco eolico è rappresentata dall'aspetto turistico-culturale indotto dalla presenza del parco. Come in Navirizza su Singolo, che hanno uno schermicare in giro, no? Dunque, a parte il lavoro temporaneo da 6 mesi a 2 anni e il lavoro per i 12 tecnici per 20 anni, nulla è indicato sui possibili introiti monetari per i comuni di Bitti, Orunne, Onani, Lula e Budusò. Tutto viene demandato ad una successiva conferenza dei servizi. Infine, l'attrazione turistica del parco come volano per l'occupazione è proprio una debole e anche offensiva invenzione per giustificare l'inesistenza delle ricadute sociali e occupazionali. Questo un'ara nella scarta sul progetto Parco Eolico Comoretta, non lo so in 20 anni ieri. A un'ala hanno una ricchezza di 17.431.639 euro a Sanno, Rosagamesa, Provintano. A Satterala una ricchezza inesistente, prevista per salire a nostra. Poi bisogna lontano a Suluco. A chi è in Suluco vi travalla da sempre e produrre beni, alimentos e rispetto della natura. Che ne contare su danno a suo paesaggio e a suo patrimonio archeologico. Monumentos, patrimonio mondiale, dove chi inizia visitatore a Sanno, a suo tempieso di Orunne, a Romanzeso, Vizi, a Sonurache Loelle, a Usò. È scaro, visto dalla scartasa, questo progetto atta un disegno speculativo o di rapina. In pacas paraulas, a noi si non narrano da ponere su pranzo, ma in Samesa, dallo così il processo società che presenta sul progetto. La società eolica non schircano a uno, lo saponato, no? Vinza Sagamesa Siemens, non schircata, a uno. Questa società ischini chi non hanno regole regionali chi non si possono dare riparo. E a Sasola noi, a Sasola, non avevano nulla, non siamo nulla. E non scurano la ricchezza che teniamo in mano. Il suo 2013 la nostra tot impara e resistita a fare il fronte a Salluvione. A un manteso, non siamo aiutati a sapere, cada uno ha dato su capoeira, che abbiamo una vita da salvare. Giramo scala e nos ascoltiamo a pare come in testa sera, pur pensando in maniera differente. Si restamos unitos e facciamo un fronte comune, pare che si la vita. Se poi resistimos a fare in una bocca sola, forse resistimos a non stirare sul diritto al nostro. La partita è metta lunga, abbiamo compreso che è lunga. E sta appena cominciando sul primo tempo, ed è tempo noi stiamo tanto pennato, ma non sono pacos. Grazie a tutti.